d'aprile. Caro Aldo, a te la parola e buon intervento. Ad una settimana di distanza dallo sciopero e dalla bellissima manifestazione che ha coinvolto i servizi pubblici, siamo di nuovo qui con i lavoratori del privato ed anche questa volta Ministro Salvini non ci ha visto arrivare. Questo glielo spieghiamo noi, è uno sciopero nazionale, è uno sciopero generale, visto che non lo comprende ancora, che riguarda il nord Italia e noi qui così tanti siamo soltanto una provincia. Siamo altrettanti numerosi come l'altra volta, pur essendo questa una manifestazione provinciale e non regionale. Siamo tantissime persone, tantissimi uomini, tantissime lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati che hanno fatto proprio il nostro slogan: adesso basta. Permettetemi però, prima di addentrarmi nelle motivazioni che ci hanno portato qui, di ricordare che domani è il 25 novembre ed è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A Padova, come altrove, si svolgeranno manifestazioni, flash mob, questa volta purtroppo nel nome di Giulia Cecchettin. È il 108° femminicidio, ogni 3 giorni muore una donna. Questa volta però si è davvero andati oltre e guai ad archiviarlo come una storia di possesso, di sopraffazione, di ignoranza, di incapacità del maschio di gestire le frustrazioni. Ha ragione la sorella di Giulia, Elena, questo è il dominio della cultura patriarcale, dobbiamo dircelo una volta e per tutti. È la responsabilità, lo dico da qui, di ciascun maschio. Non esistono i maschi buoni, non esistono i maschi cattivi. Quando non si è capaci di essere sentinelle e promotori, prima che del rispetto di genere e del rispetto della persona. E allora bisogna partire da qui. Non si può attendere un minuto di più perché il lavoro da fare è tanto, perché bisogna promuovere una cultura diversa, una diversa educazione. E siamo stufi, non è più sufficiente il rammarico e il dolore del giorno dopo, perché se nulla cambia non serve a niente. E allora bene che nelle scuole, bene che si parta dagli asili nido ad educare all'affettività, che però, lo preciso, non può essere una materia di studio, ma deve essere un principio irrinunciabile che deve fare parte integrante della nostra vita. E bisogna sostenere le famiglie, non quelle famiglie soltanto in cui si pensa che ci possano essere degli uomini violenti, perché il rischio è anche qua di distinguere le famiglie che si pensa possano avere problemi da famiglie che invece ritengono di essere per bene, perché al proprio interno i figli sono dei bravi ragazzi e abbiamo visto che non è così. Ma per fare questo, per fare cultura, per invertire davvero questa situazione che è diventata inaccettabile, ci vogliono risposte istituzionali, ci vogliono risorse, ci vogliono donne, ci vogliono uomini, ci vogliono persone competenti, ci vogliono servizi che si mettano in rete, ci vogliono più risorse per i centri antiviolenza, che sono quelli che si prendono carico delle donne che chiedono aiuto e che hanno bisogno. E io parto da qui per spiegare le ragioni dello sciopero, perché quando parliamo di disagio sociale che cresce, quando parliamo di povertà, quando parliamo di precariato, quando parliamo di instabilità, quando parliamo di incapacità di guardare al futuro con speranza, parliamo soprattutto di donne. Sono le più svantaggiate. Basti pensare alla differenza salariale tra un uomo e una donna è di 8.000 euro all'anno
il 30% di differenza. Quando parliamo di occupati e diciamo che in Italia sono il 61%, il 70% sono uomini, il 50% sono donne. Lavora solo una donna su 2. Quando parliamo di precariato, parliamo di tempo determinato, che ha raggiunto il record di 4 milioni di persone, parliamo molto di donne, poco di uomini. Ma il reddito della famiglia. E se una donna vive in una famiglia dove il reddito dell'uomo è più alto e quella donna fa un lavoro povero, non è considerata una lavoratrice povera, perché è considerata una seconda percettrice di reddito. Questo è vergognoso. Le donne che fanno un lavoro povero sono svantaggiate, sono tante. Questi criteri fanno parte di quella cultura patriarcale che dicevo prima. E allora partiamo da qui e permettetemi, questo sciopero dedichiamolo e mettiamolo al centro, ma da ora e per sempre, proprio a loro, proprio alle donne, il centro delle nostre rivendicazioni. E allora Presidente Meloni, allora Ministro Salvini, che prova a fare il lavoro sporco contro le organizzazioni sindacali, contro il diritto di sciopero, le vostre risposte vanno in tutt'altra direzione e quindi noi siamo oggi qui per dire adesso basta, basta con la propaganda, il taglio del cuneo che tanto sventolate non aggiungerà un solo euro nelle tasche delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, perché è una misura che è stata introdotta lo scorso anno e perché l'avete scambiata per moderazione salariale, invitando le imprese a non rinnovare i contratti. Eppure negli ultimi 3 anni l'inflazione è cresciuta del 17%, mentre il potere d'acquisto di lavoratori e pensionati del solo del 2022 è calato del 7%, la gente non ce la fa più, il 63% delle famiglie, dati Eurostat, non arriva a fine mese. L'aumento del costo dell'energia, delle bollette, della benzina e soprattutto la spesa alimentare che costringe tante persone a dover decidere tra il pane e il latte mettono in ginocchio chi noi rappresentiamo. E non basta parlare, anche qui, sventolare, altra misura di propaganda, la riduzione delle tasse, la riduzione, l'accorpamento dell'aliquota più bassa del 23% fino ai redditi, per i redditi fino a 28.000 euro, perché in particolare per i redditi più bassi questa è un'elemosina, sono 7-8 euro al mese, mentre ad avere i maggiori vantaggi se è chi ha redditi più alti, e questa è davvero un'ingiustizia. Ancora una volta, guarda caso, sono in particolare i contratti del terziario, della distribuzione, dei servizi, del commercio, dove lavorano donne e dove il lavoro è più povero. E poi ci sono i lavoratori del pubblico. Un bel esempio da questo governo come datore di lavoro. Stanzia risorse che recuperano il 6% dell'inflazione, mentre l'inflazione è cresciuta del 17%.